Paolo Agus Spurghi SRL, specialista in spurghi civili e industriali, bonifiche ambientali, trasporto e smaltimento rifiuti pericolosi, lavori edili e video ispezioni. Ci trovate presso la nuova sede amministrativa, ex strada statale 131 al chilometro 10500, zona Corte del Sole, o visita il nostro sito www.paoloagus.it. Amici di Directa Sport, buonasera dal Paladante di Sesto, campionato fermo, allora spazio alla Coppa Italia di Serie A2 Città di Sesto contro Atlante Grosseto, una sfida valida per il primo turno, una partita secca, chi vince va avanti, chi perde va a casa, tra l'altro chi va avanti sfiderà l'Olympus Roma perché si sono già giocate tutte le altre partite di questo primo turno, ne parleremo nel corso della telecronaca. Intanto presentiamo questa partita in compagnia di Alessandro Casalini, General Manager dell'Atlante Grosseto, e di Luca Ruggio che questa sera non sarà in campo per il Città di Sesto, ma ci sarà modo di parlare anche di questo. Iniziamo per dovere di ospitalità dalla formazione ospite che tiene particolarmente a questo impegno. Vi siete classificati settimi al termine del girone d'andata e oggi ve la giocate contro un Città di Sesto che su questo campo ha veramente fatto furore nel corso proprio del girone d'andata. È vero, sì, sono una buona squadra e vincere qui è molto difficile. Poi noi oggi siamo anche decimati con 4 assenze importanti, però si gioca a viso aperto e quello che viene è tutto di guadagnato. Abbiamo sentito Grosseto con assenze importanti, anche il Città di Sesto ha delle assenze importanti, una di queste è proprio quella di Luca Ruggio, con tanti under. Quest'oggi però anche voi ci tenete tantissimo perché volete affrontare l'Olympus nel prossimo turno. Sì, no, noi ci teniamo tantissimo, le assenze sì ci sono, ma non per questo ci presenteremo in condizioni negative oggi alla partita, anzi ci sono dei giocatori validi, la rosa grazie a Dio è abbastanza ampia, quindi ci permette anche di lasciare fuori qualcuno, quindi oggi giocheremo al massimo per poter passare questo turno. Abbiamo detto, Sesto va molto bene in casa, Grosseto solitamente fatica un po' di più in trasferta, però in un buon momento, 2 vittorie consecutive in campionato, una di queste proprio contro una squadra sarda, ovvero la Leonardo. C'è spazio per provarci? Sì, c'è spazio per provarci come in tutte le partite, noi ci si prova in tutte le partite e noi si è fatto delle belle partite, specialmente con le prime in classifica Civitella e Care e Cuppano. Hanno pareggiato solamente agli ultimi 3 secondi a Cuppano, agli ultimi 9 secondi a Civitella, però il calcio a 5 è questo. E poi c'è un precedente importante perché siete stati l'ultima squadra a battere il Città di Sesto in campionato, e Sesto si vorrà vendicare appunto di questo risultato. Giustamente, sì, si è vinta a Grosseto 7-4 mi sembra, è stata una bella partita e niente. Comunque loro sono una squadra in ottima salute. Luca, abbiamo detto l'ultima sconfitta proprio contro il Grosseto, sportivamente vorrete un pochino lavare quell'insuccesso. Sì, poi personalmente non ero presente neanche a Grosseto, sempre per infortunio, quindi diciamo, non mi portano benissimo, no? A parte gli scherzi, sì, l'ultima sconfitta l'abbiamo fatta con loro, una partita un po' brutta sinceramente, dove ovviamente non abbiamo meritato la sconfitta, speriamo di rifarci oggi, poi in casa abbiamo sempre dato il massimo, abbiamo quasi sempre vinto, quindi speriamo di confermarci anche oggi. Dai. Cosa ti aspetti da questa partita e secondo te quali saranno gli aspetti anche dal punto di vista tattico che andranno a decidere la sfida? Non lo so, noi sicuramente qua in casa ci metteremo come sempre tanto cuore, proveremo a giocare la partita come credo sinceramente lo faranno anche loro. È una partita importante di Coppa, quasi un premio alla fine per 2 squadre che sono arrivate tra le prime 8, credo, e sono quasi sicuro che sarà una partita giocata a viso aperto da tutte e 2. Tanti assenti da una parte e dall'altra, tutte e 2 ci tengono, insomma secondo voi su quali aspetti si andrà a decidere invece? Secondo me oggi si può decidere chi sbaglia meno la porta a casa questa partita. Molto insomma semplice ma diretta questa analisi, chi sbaglia di meno ha la possibilità di vincere. Questa era la presentazione della gara, manca ormai poco al calcio d'inizio, lo ricordiamo arriverà alle ore 21. Noi per il momento dal Paladante ci prendiamo una piccola pausa, poi torniamo in diretta sempre su Directa Sport, pronti a raccontarvi le emozioni di Città di Sesto contro Atlante Grosseto, primo turno della Coppa Italia di Serie A2 di futsal. Studio Casa è un'impresa edile specializzata in ristrutturazioni e costruzioni secondo le più accurate e innovative metodologie.
Con oltre 500 lavori eseguiti, l'azienda si colloca come leader nel panorama regionale, offrendo un'assistenza alla clientela dalla fase di progettazione e di sbrigo pratiche a quella della scelta dei materiali e della realizzazione delle opere. Forniture dirette dalle fabbriche, lavori in tempi certi con la massima qualità, certificazioni di legge e agevolazioni fiscali. Studio Casa, un unico interlocutore, un'unica garanzia, una scelta sicura. La società Bartoli Fisio-Redi, con sede a Decimo Mannu, lungo la strada statale 130 al chilometro 14,300, esegue demolizioni industriali, recupero e trasporto materiali ferrosi e non, ritiro materie plastiche riciclabili e non riciclabili e servizi di pressatura. Per prenotare il ritiro dei tuoi materiali, chiama i numeri 340 10 29 181 oppure 346 86 34 752. Bartoli Fisio-Redi sostiene lo sport. Amici di Directa Sport, siete tornati in collegamento diretto con il Paladante di Sestu, primo turno della Coppa Italia di Serie A2 di Futsal Città di Sestu contro Atlante Grosseto. Ovviamente un saluto a tutti gli appassionati sardi del futsal che ci stanno seguendo in diretta streaming, ma anche un caloroso saluto a tutti coloro i quali, sono tanti, lo sappiamo, ci stanno seguendo dalla Maremma. Abbiamo detto primo turno della Coppa Italia di Serie A2, il Città di Sestu ci arriva come seconda in classifica, nonostante sia appaiata in testa al campionato con il Civitella, quota 22 punti. L'Atlante Grosseto ha invece chiuso al settimo posto il girone d'andata con un bilancio di 15 punti, 4 vittorie, 3 pareggi, 4 sconfitte. Attualmente è a -3 dall'ultima posizione valida per l'ingresso nella griglia playoff, occupata in questo momento dal Real Arzignano. Nell'ultimo turno di campionato è arrivata una vittoria contro una formazione sarda, ovvero la Leonardo Cagliari, con il punteggio finale di 5-3, in quel caso doppietta di Barelli, gol di Checo, Gianneschi e Falaschi. In precedenza anche un altro successo per l'Atlante Grosseto, sono 2 le vittorie consecutive in campionato, non mancano gli elementi di interesse all'interno di questa partita, anche se le due tendenze a livello generale dal punto di vista del rendimento sono opposte. Infatti il Città di Sestu è un autentico schiacciasasti qui al Paladante, l'Atlante Grosseto fatica invece un po' di più in trasferta, così come detto nel corso della copertina di presentazione realizzata con il general manager Alessandro Casalini. C'è ancora un po' da attendere prima dell'inizio di questa partita, lo start era fissato alle ore 21, c'è anche il tempo per ricordare quelli che sono gli arbitri designati per questa sfida. Si tratta di Antonio Tupone di Lanciano e di Massimiliano Palombi di Avezzano. Al crono c'è invece Michele De Sogus di Cagliari. Io intanto saluto Mattia Bullita che commenterà assieme a me questa partita. Buonasera Mattia. Buonasera Roberto e buonasera a tutti gli spettatori di Diretta Sport. Quest'oggi primo turno di Coppa Italia Serie A2, gara secca al Paladante. Il Città di Sestu capolista a Atlante Grosseto in un match dove le due squadre sono falcidiate dalle assenze, in particolare il Città di Sestu che deve rinunciare a Vaccargiu, infortunatosi martedì in Coppa Divisione a Roma contro l'Aniene, a Wilson che non c'era neanche nella gara contro la vecchia capolista Civitella, assente anche il Ruggiu e Bonfine precauzionalmente per un problema, uno all'adduttore e l'altro al polpaccio. È assente anche Zanata per un problema alla schiena, mentre per i maremmani out Caverzan e Alex, infatti non sono neanche partiti per la Sardegna. Invece presente, ma solo per uno di firma, De Oliveira.
Vi diamo conto degli starting five delle due formazioni. Sestu parte con Erbi ed Rufine, Escobar, Mura e Asquer. Il Grosseto risponde invece con Del Ferraro, Gianneschi, Falaschi, Checo e Barelli. Prova a imbastire una trama d'attacco la squadra allenata da mister Chiappini, riesce a ottenere una rimessa in gioco, va a eseguire il giocatore in maglia numero 5, si tratta proprio del capitano Fernando Barelli. Abbiamo detto tema degli assenti particolarmente interessante quest'oggi, rischia di essere un po' la partita appunto degli assenti, ma i giocatori in campo sono decisi a mettersi in mostra e magari a guadagnare maggior minutaggio nelle prossime partite di campionato. Qui Del Ferraro senza tanti complimenti va a spazzare via un pallone. Città di Sestu torna nella metà campo d'attacco, la rimessa in gioco è affidata a capitano Eder Rufine, ha provato subito la battuta con la maglia numero 2 Gigi Asquer, poi il retropassaggio all'indietro per Manuel Erbi, si alza subito molto alta la pressione dell'Atlante Grosseto che riesce a chiudere sostanzialmente in un angolo il Città di Sestu. Già eseguita la rimessa in gioco con i piedi Manuel Erbi, poi Eder Rufine, Asquer all'indietro in direzione di Alejandro Escobar che riceve il tocco di ritorno, in questo caso da parte di Giulio Mura. Eder Rufine, Città di Sestu che lavora con pazienza, come detto, contro una pressione particolarmente aggressiva in queste primissime battute dell'incontro da parte dell'Atlante Grosseto. Può avanzare ora di qualche metro, palla al piede, Giulio Mura riceve il tocco di ritorno da parte di Eder Rufine, ancora Giulio Mura costretto al retropassaggio all'indietro, a Square, poi si va sulla sinistra dove c'è Alejandro Escobar, qui è tempestiva l'uscita di Ferraro che fa suo il pallone. Subito un tema tattico interessante, la gran pressione dell'Atlante Grosseto, il Città di Sestu dovrà avere pazienza. Sì, anche se è strana la scelta dei ragazzi di mister Chiappini in quanto le rotazioni sono molto limitate, però l'idea data dal mister è quella di non far giocare i sestesi e cercare sicuramente di tenere il ritmo del gioco molto basso per far riflettere i suoi, visto appunto le rotazioni minime e i tanti infortuni occorsi ai giocatori toscani. Ora la manovra è per l'Atlante Grosseto, il passaggio in diagonale all'indirizzo di Barelli, fermato in maniera regolare, ci sarà la rimessa in gioco sempre per l'Atlante. Abbiamo parlato del rendimento casalingo del Città di Sestu e di quello esterno invece dell'Atlante Grosseto. Approfondiremo questo tema il prima possibile, mentre seguiamo prima questa azione ancora da parte della squadra di casa. Buon pubblico presente intanto sugli spalti del Paladante, ci fa piacere sottolinearlo nonostante la collocazione inusuale della partita. Non semplice dal punto di vista logistico l'organizzazione di questa trasferta sarda per l'Atlante Grosseto, ci dicevano prima i dirigenti a microfoni spenti, è arrivata al Paladante intorno alle 19:30, dunque veramente a ridosso dell'inizio di questa partita. Ha provato la conclusione intanto la squadra ospite, la palla però è terminata alta sopra la porta difesa da Manuel Erbi che ha già avviato una nuova azione da parte del Città di Sestu. Ha provato l'iniziativa personale sulla sinistra Giulio Mura, fermato, l'ultimo tocco è stato di un giocatore ospite, allora si rimane in quella zona del campo. Il pallone arriva in questo momento da parte di Del Ferraro. 16 minuti 45 secondi ancora da giocare nel corso di questo primo tempo. Asquer all'indietro per Eder, cercava di imbeccare ancora una volta il taglio dell'esperto giocatore in maglia numero 2 del Città di Sestu. Ha capito tutto però l'Atlante, e allora la rimessa eseguita da Mura, il tiro deviato, non sorprende comunque Del Ferraro che fa su il pallone. Partita molto bloccata in questi primi istanti, 3 minuti e mezzo dove si segnala solo la conclusione di Barelli dalla distanza, da lunghissima distanza oltretutto, palla che è andata a spegnersi sopra la traversa. Per il resto le squadre si studiano ancora, anche le assenze comunque sono un tema importante, portano a questo ritmo molto basso fino a questo momento. Siamo abituati a vedere ben alte partite in questo parquet, tanto ci prova Escobar, servito per via centrale da Rufine, poi lo stesso spagnolo a toccare la palla di Falaschi e mandare la palla in rimessa laterale. Il possesso dell'Atlante Grosseto ora con Barelli, anzi si trattava di Falaschi, chiedo scusa, qui ha provato la conclusione 2 volte ed è Rufine
fa buona guardia però l'estremo difensore del Ferraro. Riparte l'Atlante, stavolta è il Città di Sesto ad alzare la pressione, ora difende il pallone dalla pressione, o quantomeno ci prova Giulio Mura, finisce però col perdere il possesso. E ora riparte Giulio Mura, il tocco all'indietro per Eder Rufine, è entrato in campo con la maglia numero 12, intanto Abel Gonzalez per la squadra di casa, retropassaggio per Manuel Herbie e rischia qui il Città di Sesto, il pallone, se non ho visto male Mattia aveva incocciato anche sulla base del palo. Sì, errore di valutazione da parte di Giulio Mura che pensava che Herbie non avesse toccato ancora il pallone, invece l'estremo difensore rosso-blu aveva già toccato la sfera, palla che è andata a sbattere sul palo con Herbie che giustamente si teneva la palla, si spegnesse sul fondo per un calcio d'angolo, questo costò spazzare vista la pressione dei maremmani, calcio di punizione a 2 dal limite, punizione pericolosissima. Allora potenziale chance per l'Atlante Grosseto, 15-10 ancora da giocare nel primo tempo, fa sistemare la posizione della barriera il direttore di gara, tutto pronto per l'esecuzione, il tentativo da parte di Gianneschi e la respinta. Il Città di Sesto si difende bene in questa circostanza con ordine, probabilmente anche una situazione studiata a tavolino. Intanto una gran conclusione, si rende pericolosa ancora la compagine maremmana, se non abbiamo visto male è stato con la maglia numero 5 proprio Barelli a tentare la conclusione, la palla che è andata a fare la barba al palo, la destra della porta difesa da Herbie. Atlante Grosseto dunque non lontano dal gol del vantaggio, inizio interessante e incoraggiante da parte della squadra di Chiappini. Intanto Giulio Mura per Eder Rufine, chiamato in causa, poi ancora Giulio Mura. Registriamo anche l'ingresso in campo di Andrea Cau, intanto il tentativo da parte di Abel Gonzalez, buono il numero, si è liberato per il tiro, il suo diagonale però si è spento fuori di poco. Bellissima l'azione del madrileno ex Cacasegovia, cresciuto appunto nelle fine della squadra madrilena, ha saltato l'uomo, poi ha fatto una finta su Barelli, è andata a concludere con un bellissimo diagonale che si è spento fuori di poco. Del Ferraro sembrava esserci sulla palla, ma la palla era molto anche angolata, avrebbe meritato miglior sorte sicuramente. 14 minuti e 28 secondi al termine del primo tempo. Ricordiamo, a beneficio di coloro i quali si fossero collegati solamente in questo momento su Directa Sport, che il punteggio è ancora di 0-0. Intanto un altro buon recupero di palla da parte dell'Atlante Grosseto, dicevamo reti bianche in questa sfida che è valida per il primo turno della Coppa Italia di Serie A2 di futsal. Il primo turno che si è già completato nel corso di questo pomeriggio. Alla prima pausa utile con il nostro Mattia Bullita andremo a fare il punto della situazione sugli altri risultati. Una notizia ovviamente è certa, ovvero la squadra che vincerà questa partita andrà ad affrontare l'Olympus Roma. Intanto il gioco viene interrotto perché c'è un giocatore dell'Atlante Grosseto a terra, cercheremo di identificarlo quanto prima. Si tratta proprio di Gianneschi, a terra dolorante, ovviamente ci auguriamo che non si tratti di nulla di grave. Per lui viene richiesto l'intervento in campo da parte dello staff medico dell'Atlante Grosseto. Si tocca in particolare la caviglia destra. Gianneschi, giocatore importante nell'economia di squadra dell'Atlante Grosseto. Intanto, mentre osserviamo quelle che sono le condizioni di Gianneschi, che peraltro questa stagione, lo ricordiamo, ha già realizzato 3 gol importanti, dicevamo risultati di quest'altro primo turno di Coppa Italia. Partite che sono quasi tutte concluse, a parte questa che stiamo seguendo insieme in diretta. Andiamo con ordine col Civitella che ha sconfitto l'Ossi San Bartolomeo per 8-3. L'Olympus Roma che è andato a fare il colpaccio sul campo del Carre Chiupano, vincendo per 3-4 dopo che si trovasse sotto per 3-1. L'Orte nel match di mezzogiorno, nel lunch match, ha sconfitto per 8-5 l'Arzignano, mentre per quanto riguarda le squadre del girone B, Maritema Augusta che continua il suo strapotere fisico e
mentale nel suo girone, sconfiggendo la Polisportiva San Michele per 8-0. Colpo del Lido di Ostia che va a vincere a Ciampino contro Ciampino Anni Nuovi per 6-2. Vince anche l'Uisa 2000 di Sapigno, che ricordiamo è il fratello del portiere rosso-blu Zanato, oggi assente. Sconfitta la Virtus Neuchâtel per 4-3. Vince anche il Meta che sconfigge nel proprio campo il Futsal Bisceglie per 5-3. È ripreso il gioco, intanto 13:40 ancora da giocare nel primo tempo, resiste lo 0-0 qui al Paladante di Sestu. L'occasione questa anche per ricordarvi il palinsesto, il ricco palinsesto del weekend di Directa Sport. Questa è la nostra prima diretta, ma c'è già stato un evento nel corso del pomeriggio, ve lo andremo a proporre in differita a partire da domani per il campionato di Serie A2 femminile di basket. Sconfitta interna purtroppo del San Salvatore Selagius contro la Delser Udine. Poi domani ancora tanto calcio sui nostri schermi, la Serie B femminile, Torres contro Como 2000, poi calcio di promozione regionale. Intanto l'azione personale che merita di essere sottolineata da parte di Alejandro Escobar come un giocoliere sulla destra, diagonale potente ma non abbastanza angolato per mettere in difficoltà del Ferrari, e poi arriva la cannonata dalla distanza da parte di Gigi Asqueri, il pallone che termina abbondantemente alto sopra la traversa. Dicevamo palinsesto di Directa Sport, Torres contro Como 2000. Domani lo start è fissato alle ore 14:30 in diretta sui nostri schermi, invece tramite il servizio diretta esclusiva sarà possibile seguire l'importante match valido per il campionato di promozione regionale Girone A tra Carloforte e Barisardo. La partita sarà visibile solamente al bar Collo di Barisardo, servizio diretta esclusiva che continua dunque a riscuotere consensi. Poi ci sarà spazio anche per la Serie D, infatti in serata gli highlights sulla nostra pagina Facebook del match tra Budoni e Latina, dunque una nobile decaduta in campo. Ci ha provato intanto l'Atlante con questa conclusione potente da parte di Edgar Collari, il pallone però non era in gioco, allora riparte il Città di Sestu, il pallone in direzione di Andrea Cau, non riesce però a controllare al meglio. Allora ripartirà l'Atlante Grosseto. Dicevamo del rendimento casalingo del Città di Sestu, 6 partite giocate in casa, 5 vittorie e un pari, 31 gol segnati, quelli subiti sono invece solamente 12. Il rendimento esterno dell'Atlante Grosseto è invece opposto, 5 partite, 0 vinte, 3 pareggiate e 2 perse, 19 gol fatti, subiti 24, ma il Grosseto sta giocando una signora partita fino a questo momento e arriva anche la concessione del calcio di punizione, intervento in ritardo in questo caso. Allora un'altra potenziale chance, il protagonista in questo caso era stato Edgar Collar, qualche timida protesta intanto in questo caso da parte di Alejandro Escobar. L'Atlante Grosseto potrà nuovamente provare a far male in una situazione di palla inattiva. Ora il direttore di gara va a sistemare il posizionamento della barriera, particolarmente attento Manuel Erbi, ci sono Gigi Asquer e assieme a lui anche Gonzales in barriera, anche un uomo sul palo. Vedremo se l'Atlante Grosseto andrà a proporre uno schema, se ci sarà una battuta cerca la porta. In questo caso la formazione ospite non inquadrata però al meglio. Sì, il punizione poteva essere sfruttata molto meglio da parte del Maremmani, ma ha provato la conclusione diretta invece il capitano Fernando Barelli, palla che si è spenta molto oltre il palo destro della porta di difesa da Manuel Erbi, mentre Cau prova a sparare direttamente il suo uomo, Barelli lo chiude in rimessa laterale. 12 minuti 9 secondi al termine del primo tempo, Eder Ruffini a eseguire la rimessa in gioco per il Città di Sestu, alza questo pallone, il diagonale mancino al volo da parte di Gigi Asqueri, il pallone termina ampiamente fuori e mister Chiappini in panchina si arrabbia perché i suoi non avevano evidentemente letto bene questa situazione, concesso forse un po' troppo spazio ad Asquer. Sì, troppo lo spazio concesso al 46enne centrale del Città di Sestu, un giocatore che ci ha abituato a queste perle al volo, ne ha fatti tantissimi nella sua carriera, soprattutto con la maglia del Cagliari Calcio a 5, giocatore a cui piace tirare al volo, soprattutto col sinistro, piacciono questi palloni scodellati dai suoi compagni.
uno che ne ha fatti tanti di gol così e continua a farne, anche se quest'anno ci sta iniziando saputo con prodezze balistiche su calci da fermo. Intanto seguiamo questa azione potenzialmente interessante da parte del Città di Sesto, ma si addormenta un po' sul pallone Alejandro Escobar. Allora è arrivato il recupero di palla da parte dell'Atlante Grosseto, che ora cerca di imbastire una nuova trama. Barelli chiama in causa sulla destra Collar, poi il passaggio in orizzontale, il tentativo di tiro in porta deviato. Ci ha provato in questo caso Rui Ikoma per l'Atlante Grosseto, il giocatore nipponico. Altro tema interessante di questa partita, parleremo anche di lui non appena ce ne sarà la possibilità. Proprio lui va a sistemare il pallone, c'è stato il tentativo poi di prima intenzione da parte di Checco per l'Atlante Grosseto, la respinta centrale da parte di Manuel Erbi, ma ancora partita equilibrata con l'Atlante Grosseto che non disdegna la sortita offensiva. Ancora la squadra in maglia biancorossa quest'oggi a cercare una superiorità numerica sul settore di sinistra. Rimesso in gioco il pallone, ora Rui Coma, si ragiona con calma. Barelli, fermata però questa azione, allora può ripartire il Città di Sesto. Eder Rufine avanza, palla al piede, ancora Gigi Asquer sulla sinistra, prova ancora a calciare, stavolta sbaglia completamente la misura del sinistro. Nessun problema per Del Ferraro, si rimane sullo 0-0 quando siamo quasi alla metà di questo primo tempo. Impreciso qui Gigi Asquer, che si è trovato praticamente solo davanti a Del Ferraro, anche se in posizione defilata, non è riuscito a centrare lo specchio della porta, ma ancora una volta si è dimostrata vulnerabile la difesa maremmana, visto che Asquer è riuscito a prendere le spalle del suo diretto avversario e andare a concludere non facilmente sicuramente verso la porta, però ha avuto abbastanza libertà per poter prendere l'ambile e provare a calciare. Prova a rispondere l'Atlante Grosseto, ancora Rui Coma sul punto di battuta di questa rimessa in gioco. Pallone all'indietro per Checco, ora con pazienza, chiamato in casa anche Collar. Ancora Rui Coma, stretto in una morsa di maglie verdi. Città di Sesto che ora agisce con Escobar, prova ad andare via in velocità. Escobar rimane però su di lui il suo diretto marcatore, scongiurando danni in questa circostanza. Città di Sesto che ha provato a ripartire poi con Eder Rufine, guadagnata un'altra rimessa in gioco. Escobar all'indietro, Rufine, poi Mura, ancora Escobar, taglia il campo in orizzontale Giulio Mura. C'era stato il taglio di Asquer che per un momento era rimasto solo là davanti, il passaggio è arrivato in ritardo. Ora parla con Mura, Gigi Asquer, si discute, immaginiamo proprio di questo, il passaggio arrivato non in maniera tempestiva. Del Ferraro è già ripartito, attenzione a questo passaggio molto interessante, gran lettura da parte di Erbi in uscita. Qui l'Atlante Grosseto ha provato a sorprendere il Città di Sesto. Sì, due azioni fotocopie da una parte dall'altra, dove i centrali difensivi sono persi il loro uomo in marcatura. Prima Checco si è fatto prendere le spalle nuovamente da Gigi Asquer, palla non pulitissima quella provata da Rufine, palla difficile da controllare e infatti Asquer non è riuscito a mettere il pallone giù per poi concludere. Poi ultima la palla da Checco a cercare Collar, che è scappato alle spalle di Giulio Mura, ma Erbi ha letto il pallone e è riuscito a spazzare tranquillamente. Rui Coma all'indietro per Barelli, qui Checco non riesce a vincere la pressione avversaria, poi anche con un pizzico di esperienza Giulio Mura gli fa carambolare il pallone sui piedi, ottenendo così una rimessa in gioco. Escobar subito pressato da parte di Rui Coma, messo leggermente in difficoltà, arriva il fischio arbitrale che scontenta un po' tutti, un po' l'Atlante Grosseto e direi in maniera notevole anche il Città di Sesto, che avrebbe voluto evidentemente in questo caso la prosecuzione del gioco, visto che c'era Mura in buona posizione. Sì, stava trattando 2 contro 1 con Mura e Gonzalez contro un solo avversario, nel particolare Barelli. L'arbitro invece non ha visto il vantaggio e ha fischiato, forse con troppa fretta, il fallo ai danni commesso ai danni di Escobar. Peccato, perché poteva essere un contropiede utile per sbloccare il punteggio.
Partita che prosegue sui binari dell'equilibrio, qui il pallone interessante per Escobar, ma il gran lavoro in uscita da parte di Del Ferraro che gli chiude lo specchio della porta. Del Ferraro del resto giocatore, nonostante la giovane età, ha già avuto modo di farsi apprezzare nel mondo del futsal nazionale, vanta anche una convocazione della nazionale Under 21. Qui il pallone per Checco, fermato in maniera regolare. Allora vediamo se parte il contropiede del Città di Sesto. Ora con Eder fermato riesce a ottenere la rimessa. Cau, lo scambio ancora. Cau chiamato in causa, il diagonale che si spegne sull'esterno della rete. Qui una buona trama d'attacco per il Città di Sesto sull'asse Gonzales Cau. Sì, Gonzales che ha provato a sfruttare il taglio di Cau, che rapido si è buttato sullo spazio, è stato libero dai giocatori maremmani. La sua conclusione non precisa, ma comunque ha creato qualche grattacapo alla difesa toscana, che sta lasciando un po' troppi spazi ultimamente, anche se conferma la sua caratura tecnica almeno a livello difensivo contro le grandi squadre, visto che nelle partite giocate in trasferta i punti ottenuti sono stati ottenuti tutti con grandi squadre. Vediamo il pareggio ottenuto sia a Carré contro il Carré Chiupano che il pareggio ottenuto in casa del Civitella. I nostri ospiti in sede di presentazione della partita avevano detto: ci attendiamo una partita giocata a viso aperto, e così è stato fino a questo momento, a dispetto dei numeri di cui vi abbiamo parlato in precedenza, ovvero Città di Sesto schiaccia Sassi in casa e un Grosseto invece balbettante lontano dalle murami, che fino a questo momento è l'equilibrio a regnare al Paladante. 7:43 per chiudere il primo tempo. C'è Del Ferraro che va a recuperare il pallone, lo porge poi in direzione di Edgar Cogliar. Ancora pallone all'indietro, studia il piazzamento dei compagni. Del Ferraro che poi cercava di servire il taglio da parte di Ruico, ma in alcun modo il giocatore nipponico avrebbe potuto raggiungere questo pallone, che termina direttamente oltre la linea di fondo ed è già stato rimesso in gioco da Manuel Erbi. Poi Giulio Mura ha provato la fuga in verticale, in questo caso va a spingere, direi in maniera anche abbastanza evidente, il suo diretto avversario. La cosa non sfugge alla coppia arbitrale che comanda un calcio di punizione in favore dell'Atlante Grosseto. Rui Coma, poi il pallone in verticale, ottimo lavoro in questo caso con il ripiegamento di testa da parte di Andrea Cau, che riceve poi il pallone. Eder lascia scorrere in direzione di Giulio Mura, in avanti si fa vedere poi Gonzales, fa carambolare il pallone addosso al suo avversario, ottiene questa rimessa in gioco. Cau in buona posizione però contro due avversari, prova a inventarsi qualcosa, cerca di calciare, guadagna un corner da destra. Andrà a incaricarsi della battuta Eder Ruffin, sempre 0-0 il punteggio. Città di Sesto proteso ora in avanti alla ricerca del gol del vantaggio. Pallone respinto, si rimane sostanzialmente lì, giusto qualche metro più indietro, sempre Eder Ruffin sul punto di battuta. Cau prova a calciare di prima intenzione, sfera ribattuta, poi l'Atlante Grosseto che ha provato a ripartire in maniera rapida ma è stato fermato. Ora qualche scintilla, almeno così ci è sembrato dalla nostra postazione, non è stata permessa la battuta rapida di questa rimessa in gioco. Ora l'Atlante che costruisce partendo dalla propria zona difensiva. Checco affrontato da Giulio Mura, qui chiamato in causa Rui Coma. Ancora Checco che prova a giocare l'1-2 con Cogliar, una buona idea questa, quantomeno nelle intenzioni. Ancora una volta Erbi però è tempestivo, un portiere con delle letture interessanti in questo genere di situazioni. Manuel Erbi. Si continua a giocare con l'Atlante Grosseto in possesso del pallone, qui Cogliar reclama la concessione di un calcio di punizione, la ottiene con le proteste in questo caso da parte di Abel Gonzales, che non è d'accordo con il fischio da parte del direttore di gara. Contrasto che comunque sembrava falloso, quello di Gonzales su Cogliar. Cogliar che gioca molto alle spalle del centrale, vero pivot, cerca di dare pochi riferimenti ai suoi diretti marcatori e si sposta sulle varie spazi aperti lasciati proprio dalla difesa avversaria. Molte volte è riuscito a creare grattacapi alla difesa
Sestese. Qui la punizione botta proprio dallo stesso spagnolo, palla che si spinge sul fondo. Chiedeva in questo caso Cogliar una deviazione da parte di Mura, che però non è stata ravvisata da parte degli arbitri. Altro fischio per sanzionare per una volta Giulio Mura. Allora l'Atlante Grosseto in possesso del pallone con Cogliar. Rui Coma appoggia sulla destra dove c'è Barelli sempre in orizzontale per Cogliar, affrontato da Eder Ruffini. A caccia del pallone anche Abel Gonzalez, qui capisce tutto. Eder Ruffini con gran senso della posizione, avanza palla al piede sulla sinistra, poi per Cauce, spazio per Abel Gonzalez che punta per un istante il fondo, viene però fermato dall'intervento tempestivo da parte del suo diretto marcatore. Si rimane lì 6 minuti 1 secondo per concludere il primo tempo. Va a sistemare il pallone Abel Gonzalez verso il centro e arriva uno sfortunato autogol, se non ho visto male, che vale il vantaggio al Città di Sesto. L'ultimo tocco dovrebbe essere stato proprio di un giocatore dell'Atlante Grosseto. Il punteggio allora si sblocca quando mancano 5 minuti e 59 secondi al termine del primo tempo. Il Città di Sesto è in vantaggio in questo primo turno della Coppa Italia di Serie A2 di futsal. Pallone messo verso il centro, si cercava un compagno, è arrivata una deviazione del Ferraro battuto, non ha potuto fare altro che vedere il pallone scivolare verso la porta. Qui chiamo in causa anche il nostro Mattia Bullita per capire se è riuscito a identificare l'ultimo giocatore che ha deviato il pallone verso la porta, ma prima seguiamo il destro al volo da parte di Cau. Ora il Città di Sesto sembra anche abbastanza galvanizzato dal gol del Vantaggio che ha sbloccato la gara subito. Cau ha provato a raddoppiare il vantaggio per la sua squadra. Conclusione al volo da parte del giocatore di Sesto che termina sul fondo. Sull'autogol di Checco è stato proprio il giocatore spagnolo dell'Atlante Grosseto a avere la palla in maniera sfortunata. Escobar a giro, palla rete, raddoppio del Città di Sesto, Alejandro Escobar. E arriva allora anche la firma da parte del giocatore catalano. Il Città di Sesto sfrutta l'onda positiva e raddoppia subito, praticamente nel giro di una manciata di secondi. Prima il vantaggio, in quel caso sfortunato l'Atlante Grosseto, occasione dell'autorete di Checco. Poi è sembrata alla squadra di Chiappino accusare un po' il colpo psicologico, si è fatta sorprendere. Prima Cau è andato a un passo dal raddoppio, poi è arrivata in questo caso la marcatura da parte di Escobar. 2-0 dunque in favore del Città di Sesto, una sorta di fulmine a ciel sereno per l'Atlante Grosseto, che aveva fino a questo momento interpretato bene la partita. Cogliar intanto ci prova, ma ancora Erbi con un ottimo intervento in uscita. Si rimane lì, ancora Erbi a dire di no a Cogliar, e ora sale in cattedra anche l'estremo difensore del Città di Sesto. La partita si sta accendendo dopo una lunga fase di studio, lo ricordiamo, di equilibrio. Dicevamo, la compagine quest'oggi in maglia biancorossa aveva interpretato bene la partita, né troppo attendista né troppo spregiudicata, stava tenendo botta di fronte al Città di Sesto. Poi 2 gol a stretto giro di posta da parte della squadra allenata da Mario Mura. Ora ci prova dalla distanza a Checco, che vuole tra virgolette farsi perdonare per la sfortunata autorete che ha aperto le marcature qui al Paladante. Non è riuscito a inquadrare la porta, qui concesso questo contropiede con Cau che va a un passo dal terzo gol. Si è spostato il pallone sul mancino, ha provato a calciare il pallone di poco fuori. Ferraro in uscita era andato comunque a chiudere lo specchio della porta. Ora la partita, Mattia, sembra avere un padrone. L'Atlante Grosseto sembra essere sembra aver accusato il colpo psicologico dello svantaggio in quella sfortunata autorete dopo una partita ben interpretata anche dal punto di vista tattico. Intanto ruba palla a Cau, che continua la sua performance fino a questo momento abbastanza buona, 3 contro 1 dell'Atlante Grosseto, con Casu che senza fare complimenti interviene su Cogliar, che si lamenta del fallo e sembra che si sia fatto male, ma non tanto da chiedere il cambio, almeno sembra così fino a questo momento. Partita bloccata tatticamente fino all'autogol di Checco, che ha deviato nella propria porta spiazzando un Del Ferrero che a parer mio poteva fare forse cosa di più, perché la palla comunque non era velocissima.
partita che si doveva sbloccare e si poteva sbloccare solo con un episodio, l'episodio è stato l'autogol di Checco, poi Escobar ha approfittato del colpo a freddo subito dal Grosseto, ha piazzato il secondo schiaffo che in questo momento sa mandare a tappeto il pugile mano in mano. Partita che comunque ancora è lunga, il Grosseto che ci ha abituato a tante performance come abbiamo già visto che con la Leonardo ha subito e poi si è ripresa quasi subito. Ha citato proprio un precedente interessante Mattia, quello contro la Leonardo, una formazione maremmana che riuscì a riprendere in quel caso per i capelli una partita che si era messa molto male. Vedremo quale sarà la reazione. L'Atlante che ha reagito subito dopo il gol del 2-0 impegnandosi veramente in due circostanze. Manuel Erbi, 3:25 intanto per la conclusione del primo tempo, la squadra di casa è avanti per 2-0. Ora agisce l'Atlante Grosseto, tenta in questo caso il taglio Falaschi, non viene servito, prova ancora a farsi vedere il passaggio in diagonale, in questo caso quantomeno nelle intenzioni era destinato a lui, il pallone è stato però deviato. Ora prova a calciare di prima intenzione Barelli con il destro, non riesce però a inquadrare lo specchio della porta, nessun problema per Erbi. Fischio arbitrale che sancisce la ripresa del gioco, il passaggio quasi a memoria per servire il taglio di Giulio Mura. Ottimo lavoro da parte di Cogliari, intanto in mezzo a una selva di maglie verdi, poi all'indietro Barelli chiama in causa Checco, ancora Checco sulla destra per Barelli, poi il tocco dentro, la conclusione da parte di Checco, ancora Erbi ci mette una mano, buona trama in questo caso orchestrata dalla squadra di Chiappini che però rimane sotto per 2-0. Sembra poter salire di colpi però in questo momento, in questa fase finale del primo tempo, squadra biancorossa che cerca quantomeno un gol per risollevare il morale prima dell'intervallo. Barelli, si propone Gianneschi, non può essere però servito, anzi si trattava di Falaschi nella circostanza precedente. Torna Gigi Asquer per il Città di Sesto, la rimessa in gioco per l'Atlante Grosseto ora con Cogliar, Barelli, poi ancora Cogliar, Falaschi prova ad andare via. Qui il pallone intercettato, si trattava di Checco e non di Falaschi. Rimessa in gioco Checco dentro per Barelli, si rimane lì, poi con la conclusione dalla lunga distanza tentata in questo caso sì da Falaschi, il pallone è terminato distante dalla porta difesa Derby. Grosseto che prova a riaprire il match prima della sirena che manda la squadra all'intervallo, ma la precisione oggi non aiuta la squadra di mister Chiappini, anche se le varie conclusioni, soprattutto quelle portate da Falaschi, un giocatore classe 99 al secondo anno di calcio a 5, dopo una parentesi nel calcio tra la prima palla, Berbi miracoloso su Cogliar. Cogliar oggi sta trovando un muro invalicabile davanti a sé, il numero 1 si conferma ancora una volta uno dei migliori portieri in circolazione in questa Serie A2. Atlante Grosseto che ha eseguito il corner e arriva il gol da parte di Cogliar. 2-1, cambia ancora il risultato al Paladante, premiato lo sforzo dell'Atlante Grosseto che riesce ad accorciare le distanze, il pallone dentro e direi anche il gran gol da parte di Cogliar che ha trovato il 7, stavolta un super Erbi, non ha potuto nulla. Capitola l'estremo difensore del Città di Sesto a 1:38 dal termine del primo tempo, cambia il risultato ancora una volta al Paladante. Atlante Grosseto che ora cerca di portarsi ancora una volta nella metà campo d'attacco, qui capisce tutto Gigi Asquer, perde però il contrasto, attenzione a Falaschi, Erbi su questo tiro, il vero centrale in questo caso, ancora una conclusione, poi prova a innescare il proprio contropiede il Città di Sesto con Asquer che provava a farsi vedere sulla destra. 1:10 ancora da giocare nel primo tempo, partita che si sta facendo sempre più interessante del Ferraro. Per Cogliar è stato proprio lui
a ridare speranza in questo primo tempo all'Atlante Grosseto. Falaschi, grande azione personale, poi Checco che si lascia ipnotizzare da Manuel Herby. Che occasione per il pari degli ospiti. Manuel Herby ancora con una gran parata, anche se in questo caso Checco, giocatore abituato a segnare tantissimo, ha realizzato ben 12 reti in campionato fino a questo momento, avrebbe forse potuto concludere, Mattia, con un pizzico in più di freddezza. Sì, Sesto che sta rischiando tantissimo, tra l'altro, infatti il time out chiamato da Mister Mure sicuramente per calare i ritmi e per richiamare i suoi, perché dopo il gol di Cogliar, arrivato su una svista difensiva, perché la palla viaggiava comunque a mezza altezza in area, Cogliar è riuscito a girarsi, a correggere in rete, situazione che non può accadere sicuramente se la difesa sta attenta. Subito dopo 2 ripartenze che potevano diventare letali e potevano condurre al pareggio l'Atlante Grosseto, in questo caso fortunato il Città di Sesto con Herby che è riuscito a bloccare la conclusione di Checco che invece si è dimostrato poco lucido e poco freddo davanti all'estremo difensore sestese, sparando una palla lenta addosso al numero 1 che difende la porta dei padroni di casa. Tutto pronto per la ripresa del gioco, ultimi 50 secondi di questo primo tempo che non ci ha assolutamente annoiato al Paladante di Sestu. Ora Gonzales provava a scambiare, in questo caso con Escobar, pallone che però termina oltre la linea laterale. Vedremo quale sarà la reazione del Città di Sestu in uscita dal time out, anche se manca, come detto, ormai veramente poco. La conclusione del primo tempo, il recupero di palla, Mura cerca di spostare il pallone sul destro, l'ottimo intervento di Falaschi, come ricordato giustamente in precedenza da Mattia Bullitta, giocatore interessante, classe 1999, colpo di testa intanto da parte di Escobar indirizzato all'angolino con un colpo di reni del Ferraro, ci arriva, corner da destra per il Città di Sesto, situazione abbastanza inusuale direi, una sorta di cross. Intanto c'è qualche timida protesta da parte di Giulio Mura, non si trattava di calcio d'angolo, il pallone nuovamente deviato, 34 secondi per concludere il primo tempo. Asquera all'indietro per Gonzales, attende il piazzamento dei compagni, è attaccato da Checco e rischia, in questo caso Gonzales si trascina il pallone oltre la linea laterale, rimessa in gioco la sfera, Cogliar per Checco, all'indietro per Falaschi. Fa girare ancora una volta il pallone l'Atlante Grosseto, in questo caso con Capitan Barelli, cercava qui il passaggio in diagonale, la deviazione da parte di Asquer, all'indietro ora c'è Falaschi, Barelli, 5 secondi, vedremo se ci sarà spazio per un ultimo tentativo da parte dell'Atlante Grosseto. Suona la sirena, terminano i primi 20 minuti di questa avvincente partita al Paladante di Sestu. Il Città di Sestu è avanti sull'Atlante Grosseto con il punteggio di 2-1 nel primo turno della Coppa Italia di Serie 2 di futsal. Riepiloghiamo le marcature, l'autorete di Checco per portare in vantaggio il Città di Sestu che ha poi raddoppiato a stretto giro di posta con Escobar dopo aver rischiato di realizzare ancora in precedenza con Cau. Ha accorciato le marcature invece per l'Atlante Grosseto. Cogliar. È tutto per quanto riguarda il primo tempo dal Paladante di Sestu. Ora qualche spot, poi torniamo in diretta pronti a raccontarvi le emozioni nel secondo tempo di questa sfida. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming. Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali. Calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport sei sempre al fianco dei tuoi campioni. Studio Casa è un'impresa edile specializzata in ristrutturazioni e costruzioni secondo le più accurate e innovative metodologie.
Con oltre 500 lavori eseguiti, l'azienda si colloca come leader nel panorama regionale, offrendo un'assistenza alla clientela dalla fase di progettazione e di sbrigo pratiche a quella della scelta dei materiali e della realizzazione delle opere. Forniture dirette dalle fabbriche, lavori in tempi certi con la massima qualità, certificazioni di legge e agevolazioni fiscali. Studio Casa, un unico interlocutore, un'unica garanzia, una scelta sicura. La società Bartolo Efisio Eredi, con sede a Decimo Mannu, lungo la strada statale 130 al chilometro 14,300, esegue demolizioni industriali, recupero e trasporto materiali ferrosi e non, ritiro materie plastiche riciclabili e non riciclabili e servizio di pressatura. Per prenotare il ritiro dei tuoi materiali, chiama i numeri 340 10 29 181 oppure 346 86 34 752. Bartolo Efisio Eredi sostiene lo sport. Siamo tornati in diretta dal Paladante di Sestu. Sta per terminare l'intervallo della sfida tra Città di Sestu e Atlante Grosseto, valida per il primo turno della Coppa Italia di Serie A2. Il risultato per il momento sorride i padroni di casa del Città di Sestu, avanti per 2-1. Ripetiamo, ha aperto le marcature la sfortunata autorete di Checco dopo una lunga fase di equilibrio tra le due formazioni. Ha raddoppiato poi Escobar per la compagine sarda. La rete del 2-1 è stata invece siglata da Cogliar per l'Atlante Grosseto, una partita che non ha annoiato nonostante la differenza in classifica, in termini di classifica tra queste due formazioni. È stata, come detto, una partita equilibrata, anche se l'Atlante Grosseto a un certo punto del primo tempo ha avuto una sbandata, ha rischiato di perdere un po' di contatto dalla partita, si è però ripreso prontamente, ha reagito e dopo alcune occasioni sventate da un ottimo Herbie è riuscito a trovare il gol che gli ha permesso di accorciare le distanze. La partita intanto è riniziata subito con l'Atlante Grosseto che cerca la trama offensiva ed è all'indietro, un po' troppo forte per Herbie, non riesce a evitare la concessione del corner da sinistra per l'Atlante, che dunque cerca di partire forte in questo secondo tempo. Attende il piazzamento dei compagni e poi arriva la rete ancora da parte di Cogliar. Pareggia l'Atlante Grosseto. Subito un fulmine a ciel sereno per i padroni di casa, che pochi secondi dopo il rientro in campo, 19 secondi esattamente dopo l'inizio del secondo tempo, si vedono colpiti a freddo. Pareggia l'Atlante e si ritorna in parità, tutto da rifare per il Città di Sestu, una disattenzione che è costata cara nell'ultimo caso. La difesa locale non sembra aver imparato la lezione dal primo gol subito. Nuovamente calcio d'angolo, nuovamente Cogliar lasciato solo, libero in mezzo all'area di colpire. Questa volta Herbie non può fare il miracolo, troppo facile per il pivot spagnolo concludere la rete con lo specchio della porta praticamente aperto. Intanto Del Ferrari lanciò lungo, Herbie controlla facilmente, prova a rilanciare l'azione. Ed è stato dunque il giocatore iberico classe 1981 a trascinare l'Atlante Grosseto in questa rimonta al Paladante. Rimesso in gioco il pallone, Cogliar poi chiamato in causa con il numero 8 Gianneschi, pallone che termina fuori
Indicazioni da parte di mister Chiappini, non può che essere soddisfatto della reazione da parte dei suoi ragazzi. Osserva invece, braccia conserte, mister Mario Mura. Giulio Mura invece in possesso del pallone, ora attaccato forte, trova comunque Eder Rufine. Il passaggio a tagliare il campo verso Escobar, arriva Gigi Asquer, ancora in orizzontale per Mura, attaccato forte per l'ennesima volta, c'è spazio però per Escobar, attenzione ad Asquer che guarda verso il centro e poi con un gioco di prestigio per poco non trova il gol del nuovo vantaggio Città di Sesto. Con l'esterno sinistro ha provato a ingannare Del Ferraro sul primo palo, la palla ha battuto sulla traversa. Attenzione ancora al Città di Sesto in proiezione offensiva, ora Erbi guarda in avanti, cercava Escobar, il pallone ribattuto, poi Asquer a contrasto con Cogliari, i due vanno a spiegarsi, la rimessa in gioco è per il Città di Sesto. Vale la pena sottolineare una volta di più il gioco di prestigio in precedenza che stava per valere il terzo gol da parte del Città di Sesto a firma di Asquer. Prima però seguiamo prestazione da parte di Giulio Mura, subito fermato. Ottima la ripartenza 3 contro 2 imbastito dal Città di Sesto con Escobar che ha servito Asquer davanti a Del Ferraro. Il tiro d'esterno, Del Ferraro ha avuto un riflesso più ricco che raro perché ha deviato la palla lui sopra la traversa, concedendo poi stato il calcio d'angolo per un'azione che sicuramente meritava il gol. È stato Rufine, sul passaggio avversario, viene spinto, il fallo è commesso da Cogliar, punizione da posizione interessante per il Città di Sesto. E arriva anche l'ammonizione per il giocatore spagnolo, si trattava anzi di Gianneschi in questo caso. Lui a terminare sul taccuino dei cattivi, calcio di punizione in favore del Città di Sesto. Giulio Mura va a sistemare il pallone sul punto di battuta del Ferraro a gran voce, da indicazioni ai compagni sul piazzamento. 18 minuti 8 secondi per il termine del secondo tempo. Ancora Del Ferraro si fa sentire molto arrabbiato proprio con Gianneschi, arriva il fischio arbitrale, Asquer con il sinistro ribattuto, vediamo se parte il contropiede dell'Atlante Grosseto, subito fermato Asquer dentro per Escobar, poi un batti e ribatti con Del Ferraro che mette d'accordo tutti, va a raccogliere il pallone. Ora Gianneschi attaccato da Eder, rischia di perdere il pallone, c'è il fallo da parte di Eder che dal canto proprio sosteneva di aver toccato solamente il pallone. È inflessibile però il direttore di gara nel concedere il calcio di punizione in favore dell'Atlante Grosseto che ora può respirare, può ripartire dai piedi in questo caso di Cogliar, ripetiamo autore di una preziosa doppietta. Ora Checo per Barelli, ancora Checo in possesso del pallone, Gianneschi, Barelli, poi fitta trama fermata dall'intervento di Eder, il contrasto che premia ancora il Città di Sesto, Asquer. Ora Escobar, il pallone lungolinea destinato a Eder Rufine, viene deviato, il pallone alzato dal giocatore brasiliano, sfortunato in questo caso Asquer, vede il pallone che gli rimbalza sul ginocchio, non può far nulla per evitare questa rimessa in gioco in favore dell'Atlante Grosseto che riparte ora dai piedi di Del Ferraro, il lancio lungo, qui un po' in difficoltà Erbi, aveva fatto su il pallone, poi gli è sfuggito, era pronto lì in agguato Checo per la deviazione sotto porta. Ancora Atlante Grosseto, Barelli, Checo, Barelli, si cerca un varco, Gianneschi prova a proteggere il pallone, Mura interviene, Barelli cerca lo scambio ancora con Gianneschi, si riparte da Checo, Checo prova a calciare con il destro, il pallone sul fondo. Nuovo schema offensivo, quello dell'Atlante Grosseto che si affida ai piedi del Ferraro, un portiere dei piedi delicati come ci aveva già dimostrato, come abbiamo già visto qui al Paladante col gol realizzato da Leonardo, con un missile che aveva trafitto Bebbo Rani da distanza siderale. E non è la prima volta, tanto ruba palla Barelli, Erbi si supera ancora una volta Città di Sesto che è in difficoltà, non riesce ad uscire dalla prima metà campo semplicemente, ma soprattutto sta subendo tantissimo in fase difensiva.
Vedremo se mister Mario Mura andrà a metterci una pezza. Città di Sestu che è tornato a soffrire in questa fase. Barelli si coordina e poi Gianneschi era pronta alla deviazione sotto porta, chiedeva la concessione di un corner. Erbi lungo va a cercare Cau, tiene in gioco il pallone attaccato alle spalle da Cogliar, l'ultimo tocco del giocatore spagnolo, si rimane lì con la rimessa in gioco in favore del Città di Sestu. Ora Mura riceve il pallone, lo porge all'indietro per Gigi Asquer in orizzontale verso Eder Rufine, ancora Asquer che guarda in direzione del suo capitano. Sulla destra c'è Giulio Mura, prova a puntare Cogliar, ancora Mura che danza sul pallone, prova a liberare il destro, guardava sul fronte opposto dove cercava di inserirsi un compagno. Il suo passaggio è stato però deviato a Square con l'ormai consueto tentativo di coordinarsi per il tiro al volo con il mancino. Stavolta il pallone è alle stelle. Atlante Grosseto stavolta non è riuscito a costruire con Del Ferraro. Mura, il passaggio deviato, si ritorna dalle parti di Erbi. 16-13 al termine del match, partita che torna a essere equilibrata e che continua anche a essere interessante. Cogliar per Barelli, prova ad avanzare, palla al piede nel duello tra numeri 5 con Giulio Mura, prova a calciare Erbi, ancora una volta è pronto. Ennesima prestazione maiuscola da parte di Manuel Erbi, in grande crescita in questa fase della stagione. Checco sistema il pallone, all'indietro c'è Barelli, prova a calciare, respinge però Abel Gonzalez. Ancora Checco che chiede il pallone per l'esecuzione della rimessa, si avvicina Cogliar, c'è invece Barelli, Gianneschi all'indietro, Barelli, ora Checco, si difende con ordine il Città di Sestu, si riparte da Del Ferraro, attaccato e messo anche un po' in difficoltà da parte di Mura, mette il pallone oltre la linea laterale e ora il Città di Sestu può guadagnare metri. C'è ancora Cau intanto per la squadra di casa. Mura all'indietro sceglie l'opzione Erbi, ora Abel Gonzalez attaccato, trova Giulio Mura, Eder Rufine contro due avversari, l'ultimo tocco è stato proprio il suo e allora la rimessa sarà per l'Atlante Grosseto con Barelli che si tocca la nuca, è stato colpito in maniera del tutto involontaria, in seguito a un contrasto in precedenza. Gianneschi, poi Barelli, ancora Gianneschi, Cogliar, Checco si accentra, qui duettava in maniera interessante con Cogliar che però non è riuscito a girarsi verso la porta, intercetta Checco ed è bravo qui Abel Gonzalez a vanificare questo tentativo offensivo da parte dell'Atlante. Grosseto che con il suo schema difensivo sta imbrigliando il possesso palla dei locali che non riescono proprio ad uscire, non riescono ad avere un possesso palla fluido e vanno in difficoltà sulla pressione dei maremmani che in questo secondo tempo sembra averne di più e sembra essere stati meglio in campo rispetto ai padroni di casa. Attenzione a questo passaggio ancora in direzione di Cogliar, fermato però dalla compagine sestese. Mura, Abel Gonzalez e poi Eder Rufine, si propone Cau, il passaggio di ritorno, scambia fronte poi Abel Gonzalez, Mura, Eder, Cau, ancora Mura, sulla pressione dell'Atlante, mantiene la freddezza, Città di Sestu, qui non arriva il fischio arbitrale, attenzione a Cogliar che prova a girarsi, poi perde il contrasto, ci sono state le proteste in precedenza per il mancato fischio. Intanto ha provato a controllare il pallone danzando sulla linea laterale Abel Gonzalez, non è riuscito a mantenere in gioco la sfera, poi è andato ancora a protestare per il mancato fischio in precedenza. Del Ferraro lungo ancora verso Gianneschi in questo caso e arriva la trattenuta fallosa ai suoi danni, concesso il calcio di punizione in favore dell'Atlante Grosseto. In questa circostanza è corretta probabilmente la lettura arbitrale, Gianneschi sbilanciato proprio mentre sembrava aver preso il tempo al suo marcatore e altro calcio di punizione molto interessante per Atlante Grosseto. 14-15 per la conclusione di questa partita sul punteggio di 2-2. Cogliar
ha sistemato il pallone sul punto di battuta. Particolarmente preoccupato Herby, prova a calciare, Cogliar cerca l'angolino. Herby però sembrava aver capito tutto, attenzione al rilancio, ha provato a calciare Escobar, ha trovato pronto però Del Ferraro che ha deviato il pallone in corner. Città di Sestu che ha provato dunque a colpire sul ribaltamento di fronte immediato. Escobar sistema il pallone, ha provato a tagliare Gonzalez ma non è stato servito. Eder sceglie il tocco corto verso Cau e poi c'è spazio per Abel Gonzalez dall'altra parte, poi agisce Escobar, perde però il pallone, attenzione al contropiede qui con Checco, neutralizza però Manuel Herby, attenzione poi Escobar, non c'è un attimo di pausa in questa fase della partita. Ora il Città di Sesto a protestare per un mancato fischio, qui non mantiene il pallone in campo ed la partita si sta accendendo anche dal punto di vista agonistico. Partita che sta vivendo un momento alto a livello agonistico dove viene concesso che qualche contatto difensivo, qualche contatto falloso da parte dei direttori di gara che in questo caso non sembra avere un metodo di giudizio equo, visto che Cau è stato punito giustamente per l'attento su Gianneschi, mentre le spinte perpetrate da parte dei giocatori ma le mani non vengono sanzionate da parte dei due direttori di gara. Eder per il Città di Sestu protegge il pallone ma ha il suo bel da fare contro il suo avversario, si trattava del Rui Coma. Intanto arriva il gol da parte del Città di Sestu con Abel Gonzalez abbracciato da tutti i compagni in un momento abbastanza complicato del secondo tempo. Il Città di Sestu trova un nuovo sussulto a segno Abel Gonzalez che viene abbracciato da tutti i compagni, aveva probabilmente bisogno di questo gol. Sì, il primo gol stagionale per il giocatore madrileno arrivato quest'estate dal CMB signor prestito, una stagione un po' difficoltosa per lui in quanto l'anno scorso ci aveva abituato con 24 gol in Serie B, invece quest'anno non era ancora a segno prima di questo momento un gol arrivato per un giocatore in difficoltà con una squadra che sembrava in difficoltà fino a questo momento. Potrebbe essere il gol che sblocca definitivamente la calcia di Sestu, mentre ancora Gonzalez a servire Cau, palla troppo lunga, però sembra un Città di Sestu più vivo in questo momento. Era una buona idea quella di Abel Gonzalez, in questo caso il passaggio in diagonale per il taglio di Cau. Attenzione Città di Sestu che ha già recuperato il pallone, bravo qui Del Ferraro a levare la sfera dai piedi di Escobar. Mister Chiappini è abbastanza arrabbiato, i suoi stavano vivendo un buon momento in questo secondo tempo ma hanno incassato il gol del 3-2. Ora c'è Rui Coma, cercava dentro Checco. È buono il recupero difensivo da parte del Città di Sestu. 12:46 ancora da giocare in questa partita. I maremani in avanti, Checco prova la battuta con il destro, palla molto alta sopra la traversa ma c'era stata una deviazione se non abbiamo visto male e allora l'Atlante può rimanere lì con Checco che va a sistemare il pallone. C'è il taglio da parte di Rui Coma. Stavolta è Abel Gonzalez a deviare il pallone per un nuovo corner in favore della formazione ospiti. Intanto, come giustamente mi faceva notare Mattia Bullita, c'era addirittura Del Ferraro pronto a calciare, a sorprendere il Città di Sestu su quell'azione di corner. Una soluzione questa che può provare mister Chiappini. Siamo rimasti intanto lì con Rui Coma a raccogliere il pallone per un nuovo corner, stavolta sul fronte opposto, prova a smarcarsi Gianneschi, capisce tutto Eder, vediamo se parte il contropiede del Città di Sestu, ora con Escobar, ancora Leandro Escobar, il catalano cerca il diagonale, pallone sul fondo. Del Ferraro controlla l'uscita del pallone senza particolari problemi, Città di Sestu che può agire di rimessa a questo punto della partita. Sì, anche perché il Grosseto, se vuole riequilibrare il match, deve aprirsi nuovamente, deve esporsi al contropiede sestese e cercare di alzare nuovamente il pressing offensivo come ha fatto nelle prime battute della ripresa, lasciando anche qualche spazio, però partita ancora lunga, sicuramente ci saranno tempi migliori, mentre c'è il ripartenza di Sestu 3 contro 2, Ruffine vince contrasta Gonzalez, Ruffine, lo scambio verso Cau, la conclusione, palla sembra deviata, sì, così, calcio d'angolo per il Città di Sestu.
11:59, calcio d'angolo per il Città di Sesto, tra le proteste di Del Ferraro in particolare. Atlante Grosseto che ha la qualità per riprendere ancora una volta questa partita, infatti in una situazione che sembrava ancora più difficile nel corso del primo tempo. Intanto ha provato a calciare ancora una volta Abel Gonzalez in gran fiducia, lo ripetiamo, il gol sembra averlo sbloccato anche dal punto di vista mentale. Qui Mura provava a girare verso la porta, il pallone termina docile tra i piedi di Manuel Erbi, poi Gonzalez attaccato, rimessa in gioco per l'Atlante Grosseto. Checco, lo scambio, poi Cogliar, Rui Coma all'indietro, Checco, avanza Checco, palla al piede, ancora Gianneschi, Rui Coma, Gianneschi e poi Cogliar, ben schierato in questo caso il Città di Sesto, allora è difficile per l'Atlante Grosseto trovare degli spazi. Si riparte in questo caso da Manuel Erbi, Mura ed è Ruffine per Asquer, ha provato in questo caso ad andare via in velocità, Del Ferraro è intercettato ed poi Mura di testa non riesce a tener lì il pallone. Possesso ancora per la compagine allenata da Chiappini. Barelli chiama in causa Checco, ancora Barelli, scambio tra i due con Checco che era finito per un istante per terra. L'Atlante Grosseto è riuscita a conservare il possesso del pallone con le proteste da parte di Asquer che non è convinto dell'ultima chiamata arbitrale. Allora Barelli per l'Atlante Grosseto, il capitano dei biancorossi, ha servito all'indietro Gianneschi, ora Checco ancora per Gianneschi, 10:40, il pallone interessante in profondità proprio per Gianneschi, arriva il buon intervento da parte di Mura in questo caso. Città di Sesto che offre però un corner agli avversari, calcio d'angolo da sinistra, il pallone è alzato per la battuta al volo, almeno questa era l'intenzione da parte di Barelli che riesce comunque a calciare una respinta di Erbi e parte il contropiede del Città di Sesto con Eder sulla destra per Abel Gonzalez, fermato Gonzalez in questo caso è sembrato aver perso un po' l'attimo per andare ad attaccare la porta di Del Ferraro. Città di Sesto che ha recuperato il pallone, qui non è preciso il servizio in direzione di Giulio Mura. Ci stiamo avvicinando, ormai siamo anzi alla metà del secondo tempo, il Città di Sesto è in vantaggio per 3-2 sull'Atlante Grosseto. In questo momento, caso di permanenza di questo risultato, il Città di Sesto andrebbe a sfidare ancora su questo campo il prossimo 10 febbraio l'Olympus Roma, che ha avuto la meglio del Carré Chiuppano in un'altra delle partite valide per questo primo turno. Qui si fa largo a sportellate e a spallate a Leandro Escobar. Arriva il fischio arbitrale per comandare il calcio di punizione in favore dell'Atlante Grosseto. Già battuto Barelli per Rui Coma, lo scambio tra i due, attenzione perché perde un pallone sanguinosissimo Barelli, in questo caso non riesce ad approfittarne Escobar. Gravissimo errore in fase difensiva da parte di Barelli che si fa strappare un pallone sanguinoso al limite dell'area di rigore. Poi Escobar solo leggermente in avanti, conclusione diagonale, apre troppo il compasso, palla che si spegne sul fondo. Potrebbe essere l'occasione buona per raddoppiare nuovamente il vantaggio da parte dei locali, che comunque continuano a subire la pressione offensiva da parte dei grossetani. Checco per Barelli, prova a calciare dalla distanza, tentativo forse un po' velleitario a questo punto per il giocatore dell'Atlante Grosseto. Qui Rui Coma protegge l'uscita del pallone, si riparte da Del Ferraro per Checco, palla al piede Checco, Barelli non riesce lo scambio, sembra subentrare forse anche un pizzico di stanchezza nelle fila dell'Atlante Grosseto a questo punto della partita, ed è stata del resto una partita dispendiosa per la squadra ospite. Sì, dopo 30 minuti comunque con rotazioni minime e giocate ad alto livello, con buona parte giocata anche in pressing offensivo. Asquer scalda le mani nuovamente di Del Ferraro, che si fa trovare pronto e che lamenta di non aver visto partire la conclusione da parte del 46enne.
giocatore sardo. Tanto ancora Città di Sesto che continua a girare palla con Asquer e Mura, palla gestita dai padroni di casa, ancora Mura, cerca un appoggio, prova a servire Ruffini in profondità, palla out. Raccoglie Del Ferraro che è pronto a lanciare da davanti Cogliar, provava a prendere posizione contro Asquer che dall'alto della sua esperienza gli impedisce di ricevere il pallone. Qui Asquer va a contrasto con Barelli, non arriva il fischio arbitrale, il pubblico si arrabbia anche Asquer, ma seguiamo l'azione di Checco che prova ad accentrarsi, arriva l'ottimo intervento da parte di Eder Ruffini. Del Ferraro raccoglie e porge poi in direzione del compagno di squadra Cogliar, ricordiamo autore di una doppietta in questa partita, la doppietta che ha permesso all'Atlante Grosseto di riprendere il Città di Sesto che si era portato avanti per 2-0 nelle battute centrali del primo tempo. Ora Rui Coma per proprio Cogliar, si propone Barelli, riceve in questo momento, ancora Cogliar, ancora ben piazzato Città di Sesto, ripetiamo difficile a questo punto della partita anche in virtù dell'interpretazione tattica di questo finale da parte della squadra di Mario Mura, trovare degli spazi per l'Atlante Grosseto. Pallone all'indietro per Barelli, si va a vedere Rui Coma, il giocatore giapponese, cerca un varco, è chiusa però ancora una volta la difesa del Città di Sesto che concede solamente una rimessa in gioco. Barelli, Cogliar guarda la porta, calcia in diagonale, pallone fuori, nessun problema per Erbi. Ottima in questo caso la difesa del CD Sesto che ha concesso una conclusione a Cogliar da distanza abbastanza ragguardevole, soprattutto in posizione defilata, poteva soltanto colpire in diagonale il giocatore spagnolo, ha provato, ci ha provato, ma pallone è troppo largo e palla che si è spenta giustamente sul fondo. 7 minuti e mezzo al termine. Ruffini a Asquer. Seguito a questo contrasto la scelta degli arbitri è quella di permettere la ripresa del gioco da parte di Del Ferraro. Qui senza tanti complimenti va a contrasto Eder, ultimo tocco il suo, allora Checco, Barelli, Checco è rientrato in campo intanto Falaschi, un fattore abbastanza interessante all'interno del primo tempo, giocatore molto giovane e in possesso di buoni numeri. Eccolo proprio chiamare in causa in questo caso Barelli. Falaschi prova a puntare Mura che però fa valere l'esperienza oltre che il fisico. L'ultimo tocco è proprio del giocatore dell'Atlante Grosseto. Allora Erbi lungo, intercetta di testa Cogliar, di testa anche Eder Ruffini, protegge bene il pallone Alejandro Escobar, all'indietro per Mura, capisce tutto però in questo caso Checco, attenzione a Checco, calcia e arriva il nuovo pari dell'Atlante Grosseto. Checco con un destro potente indirizzato sul primo palo, stavolta Erbi non è riuscito a dire di no, cambia il risultato. 6:40 al termine, l'Atlante Grosseto pareggia ancora una volta, la firma è quella di Checco, dunque trova ancora una volta il gol, non ha perso il vizio il giocatore dell'Atlante Grosseto. Erbi in questo caso non ha letto evidentemente al meglio la traiettoria del pallone. Concorso di colpo da parte del portiere locale che si è fatto bucare letteralmente sul primo palo da conclusione di Checco, ma anche il primo errore da parte in fase di passatempo di Giulio Mura che ha dato un pallone sanguinoso per via centrale sui 12 metri difensivi. È stato bravo a rubare palla a Checco, andare via sulla fascia. Giulio Mura ha provato a chiudere il passaggio centrale, quindi lascia solo la conclusione a Checco. Checco ha giustamente tirato visto che era l'unica opzione che aveva e ha trovato con l'aiuto appunto di Erbi, questa volta non preciso, il gol che vale il 3-3 e per il CD Sesto è di nuovo tutto da rifare. Eder il pallone sul sinistro, avanza, poi cerca il pallone verso il centro, ora va a duello con Barelli, c'è il fischio arbitrale per il calcio di punizione in favore dell'Atlante Grosseto in mezzo alle proteste ancora una volta da parte del pubblico del Paladante. Quarto fallo da parte del Città di Sesto
situazione da monitorare anche questa, sono 2 invece quelli commessi dall'Atlante Grosseto. Ora Falaschi messo giù, attenzione, arriva il cartellino giallo, in questo caso per Escobar, situazione che rischia di complicarsi ancora una volta per il Città di Sesto. Cartellino giallo, per correggerti, se non ho visto male, combinato dal capitano e del Rufine, perché a quanto pare il fallo è stato il suo. E il quinto fallo su situazione pericolosa, visto che mancano poco meno di 6 minuti al termine. Il prossimo fallo sarà tiro libero, situazione che inizia a farsi preoccupante, spada di Damocle che pesa sopra la testa del Città di Sesto, e che, ricordiamo, in caso di supplementari la situazione non cambia, saranno sempre 5 falli, quindi ogni fallo commesso sarà tiro libero da qui al termine della gara, o qualunque sia, se alla sirena dei 20 minuti o se doppi supplementari. È ripreso il gioco e l'inerzia della partita rischia ancora una volta di cambiare padrone. Il colpo di tacco di Checco, che per poco non trova un gol magnifico, spalle alla porta contro Herbie in uscita. Attenzione al Città di Sesto però dall'altra parte, con Cau fermato, dietro Eder, poi Mura provava a cambiare ancora una volta il lato verso Escobar. Dunque non è stato lui il giocatore a finire sul taccuino dei cattivi, in precedenza è stato bensì il capitano del Città di Sesto, Eder Rufine. 5:15, ovviamente si tratta di una gara secca e dunque supplementari al termine del tempo regolamentare per stabilire quale di queste 2 formazioni andrà ad affrontare nel secondo turno l'Olympus Roma. Eder Rufine in orizzontale a cercare Giulio Mura, si propone poi Cau all'indietro, Eder, c'è Escobar, prova ad accentrarsi, disposta il pallone, Cogliar al momento di calciare e poi direi per un movimento naturale del piede Escobar va a toccare Cogliar. La scelta arbitrale è quella di ammonire il giocatore catalano. Qui si fanno davvero veementi le proteste da parte del pubblico di casa. Mio giudizio, il giocatore del Città di Sesto aveva spostato il pallone, o meglio il giocatore dell'Atlante Grosseto aveva spostato il pallone, poi la corsa naturale che era già partita dalla gamba ha portato al contatto, e allora lo avevamo preannunciato, in caso di nuovo fallo sarebbe stato il tiro libero. Ghiotta chance per l'Atlante Grosseto a 4 minuti e 51 dal termine. Cogliar andrà a incaricarsi, anzi Checco andrà a incaricarsi di questo tiro libero, cambia ancora, anzi Barelli, parte Barelli per l'Atlante Grosseto ed Herbie che neutralizza la sua conclusione e poi lancia subito Cau dentro per Escobar, per poco non arriva la marcatura del Città di Sesto sul capovolgimento di fronte, ci prova in contropiede anche l'Atlante Grosseto. Grandissime emozioni in questa fase finale della partita, tiro libero di Barelli neutralizzato da Herbie che si è fatto perdonare dunque in occasione, meglio per l'errore precedente, andando a opporsi alla conclusione di Barelli. Sì, sto bravo l'estremo difensore a non muoversi prima, tra la conclusione di Barelli, conclusione potente ma centrale. Herbie ha trattenuto e stava anche facendo partire la ripartenza, poteva fare il 4-3 di Sesto. Tiro libero concesso dai direttori di gara, abbastanza discutibile perché Escobar stava calciando, poi ha perso, tanto anche qua decisione discutibile, sinceramente, fischiato un fallo rivedibile, sembra aver perso un po' il filo conduttore del direttore di gara su questa gara. Fatto Giulio Mura, sbaglia la battuta, si immola Cau sulla conclusione violenta, il controbalzo di Checco, partita che sta accendendo sempre di più, ultimi 4 minuti e 03 secondi da vivere tutti di un fiato. Rimessa in gioco per l'Atlante Grosseto, Barelli
prova ancora a calciare, stavolta il suo diagonale non può impensierire Herbie, ha avuto una ghiotta chance il capitano dei grossetani, giocatore brasiliano, classe 89, 28 reti nella scorsa annata, giocatore di Caos e Reggiana. Questa stagione le sue marcature in campionato sono invece 7. 3:44 al termine, permane la situazione di parità sul 3-3 e l'Atlante Grosseto qualche istante fa ha avuto un'ottima occasione per portarsi addirittura in vantaggio dopo aver passato a inseguire larghi tratti di questa partita. Eder Rufine per il Città di Sesto chiama in causa Square, non riesce a superare in velocità Barelli che poi protegge l'uscita del pallone. Del Ferraro dà per un attimo la sensazione di voler lanciare lungo e poi va verso Cogliar. Barelli scatta Checo, attenzione a Checo che non riesce però ad arpionare il pallone con il destro, pallone già recuperato dal Città di Sesto per la ripresa del gioco. Eder Cau attaccato da Checo, arriva il fischio arbitrale per assegnare ancora una volta il pallone a Eder Rufina, già battuto verso Gigi Asquer. Ora il Città di Sesto che agisce con Cau fermato in maniera irregolare, arriva il quarto fallo dell'Atlante Grosseto e anche il cartellino giallo per Barelli. Calcio di punizione interessante per il Città di Sesto a 3 minuti e 5 secondi dal termine della gara. Sul pallone Asquer il direttore di gara fa rettificare il punto di battuta facendo indispettire ancora una volta i tifosi del Città di Sesto. Del Ferraro con grande cura e grande attenzione va a sistemare il suo uomo in barriera. Dialogo tra l'arbitro e Asquer, può partire con il mancino. Asquer ha provato probabilmente a imbeccare Abel Gonzalez che cercava di tagliare verso il secondo palo, non è riuscita questa giocata. Sì, cercava contro il secondo palo, ma Gonzalez voleva la palla bassa, rasoterra, comunque mezza altezza, in modo che lui potesse concludere di prima, non una palla alta, che poi si dimostra anche troppo alta per una conclusione efficace di testa. Occasione poteva essere sfruttata molto meglio al Città di Sesto, quando mancano 2,55 alla sirena e 2,52 in questo momento ai supplementari. Cogliar voleva il pallone sui piedi, Gianneschi in questo caso non riesce la combinazione tra i due. Eder Asquer, ancora Eder per Abel Gonzalez, di tacco per Asquer, capisce tutto però Cogliar, già recuperato però per il Città di Sesto Gigi Asquer, attaccato da Barelli, il pallone respinto da Gianneschi. Herbie per Eder, attaccato da Checo, ancora Eder cerca uno sbocco, fatica a trovarlo, molto ben piazzato l'Atlante in questa fase. Abel Gonzalez perde il pallone, attenzione a Barelli, recupera poi Eder, qui Asquer dopo aver vinto il rimpallo cercava di involarsi verso la porta di Del Ferraro. Riparte l'Atlante Grosseto con Gianneschi, Cogliar, Barelli, poi Checo che si gira bene contro Cau ma si trascina il pallone oltre la linea laterale. Stiamo per entrare negli ultimi 2 minuti di questa partita, dopodiché saranno supplementari al Paladante di Sesto. Cau a contrasto e arriva il tiro libero in favore del Città di Sesto, colpo di scena a 1,54 dal termine. Quello segnalato in precedenza non era il quarto bensì il quinto fallo da parte dell'Atlante Grosseto e allora in virtù di questo fischio arriva il tiro libero. Gigi Asquer va a prendersi il pallone, si vuole prendere questa responsabilità per provare a riportare ancora una volta in vantaggio il Città di Sesto. Veementi proteste dalla panchina dell'Atlante Grosseto con un componente della panchina che viene ammonito. Difficile da riconoscere dalla nostra postazione. Ora
va a svestire la sopramaglia per fornire il suo numero al direttore di gara. Si tratta probabilmente di Alessandro Izzo, chiedo conferma a Mattia Bullita. Alessandro Izzo dunque ammonito per l'Atlante Grosseto. A 1,54 dal termine, lo ripetiamo, Gigi Asquer a disposizione, un tiro libero per il Città di Sestu. Momento cruciale della partita. Del Ferraro prova a disturbare l'esperto giocatore classe 1971, arriva il fischio arbitrale. Asquer, il Città di Sestu torna in vantaggio, l'esultanza rabbiosa di Gigi Asquer, mentre succede di tutto nella panchina dell'Atlante Grosseto, con un giocatore che verrà probabilmente espulso a questo punto, riceve il cartellino rosso. Vediamo chi, ma la situazione è andata per un istante davvero fuori controllo. Chiedo a Mattia Bullita se è riuscito a riconoscere il giocatore dell'Atlante Grosseto, e ora si beccano le due panchine con una situazione di tensione nata probabilmente dopo il gol realizzato da Asquer che poi dialoga a distanza con i giocatori dell'Atlante, ce l'ha in particolare con Checco. Mattia, sta succedendo di tutto, il Città di Sestu è avanti 4-3, arriva il time out e allora anche noi possiamo un po' tirare il fiato e fare il punto della situazione su quanto sta succedendo. È arrivato un tiro libero pesantissimo in virtù di un fischio arbitrale molto contestato dall'Atlante Grosseto. C'è voluta la freddezza di Asquer per realizzarlo, e poi questa situazione di tensione latente da diversi minuti è sfociata, poi credo forse anche in seguito all'esultanza proprio di Asquer. Anch'io penso che sia per quello, è stata una risultata liberatoria, forse anche un po' provocatoria, non ho visto benissimo come abbia risultato Asquer, ma vedendo la reazione dei giocatori in mare e mare sicuramente è stata un'esultanza che allora ha dato fastidio. Ne ha fatto le spese di Oliveira, espulso dalla panchina. Prima del tiro libero ne ha fatto le spese anche Izzo, che sta ammonito. Hanno continuato a beccarsi poi in campo, se ho capito bene Asquer aveva appunto sia con Barelli che con Checco. Saranno 1 minuto e 53 secondi di fuoco, entrambe le squadre sono al stesso fallo. Partita che ha ancora tantissimo da dire. Ha fatto bene Mattia Bullita a ricordarlo, entrambe le squadre sono al sesto fallo. Intanto Asquer ha lasciato il campo, è tornato Mura e gioca la carta del portiere di movimento, l'Atlante Grosseto. Barelli, in particolare il giocatore designato, a questo punto gioca il tutto per tutto. Chiappini senza più nulla da perdere dopo una prestazione molto generosa da parte dell'Atlante. Proprio Barelli in possesso del pallone, scambia con Cogliar, ancora Barelli, Cogliar cerca un varco con pazienza, non può fare altrimenti l'Atlante Grosseto. Cogliar, Checco, arrivano i fischi da parte del Paladante, fischi di paura. Ora Checco all'indietro, Cogliar, poi Barelli cerca la conclusione, Falaschi, Erbici prova subito ma era pronto in quella posizione. Cogliar è già nella metacampo offensiva, ora Checco, la finta, Checco torna da Cogliar, lo scambio tra i due, alza la testa Checco ma veramente non ci sono spazi. Cogliar, Barelli affrontato da Bel Gonzalez, sceglie poi nuovamente Cogliar, giro palla paziente da parte dell'Atlante Grosseto. Siamo entrati nell'ultimo minuto di questa vincente partita. Cogliar per Barelli, poi Falaschi all'indietro, Barelli, Checco ora attaccato subito in maniera arrembante da parte di Giulio Mura. Cogliar, la finta di tiro e poi Barelli che vede il suo pallone respinto dai piedi di Abel Gonzalez. Falaschi ha già battuto, ancora Barelli, Cogliar non riesce a calciare l'Atlante e qui ha provato il pallone dentro per Gianneschi, non si era capito con Checco e allora il Città di Sestu a 30 secondi dal traguardo affida il pallone ai piedi, tra i piedi di Giulio Mura, però non riesce a proteggerlo.
Ora il Grosseto prova a innescare Cogliar, Escobar di testa a liberare la sua metà campo. Barelli subito pressato da Mura, torna Mura poi in un secondo momento anche su Falaschi. Rimessa in gioco per il Grosseto, 5 secondi al termine, deve cercare un tiro Barelli, respinto e poi Giulio Mura fuori di un soffio, ma finisce qui. Il Città di Sesto batte l'Atlante Grosseto con il punteggio finale di 4-3 in una partita bellissima, resa bellissima dalle due squadre che si sono date battaglia veramente a viso aperto. Passa al turno successivo la squadra di casa, che dunque il prossimo 10 febbraio andrà a sfidare ancora su questo campo l'Olympus Roma. Applausi da parte del pubblico del Paladante per i propri beniamini, ma anche per un Atlante Grosseto che, così come il Città di Sesto, privo di numerose pedine fondamentali nell'economia di squadra, ha veramente giocato una bella partita. Due squadre che sono affrontate a viso aperto nonostante le defezioni. Un Atlante Grosseto che non è venuto a subire il gioco del Città di Sesto, ma a bloccarlo, è andato alto sin dai primi minuti, è andato sotto per 2-0 in pochi secondi e poi ha rimesso la partita in piedi dopo pochi secondi della ripresa. Poi il batti e ribatti, il nuovo vantaggio del Città di Sesto firmato da Gonzalez, il pareggio firmato da Checco, a decidere, a sancire la qualificazione dei padroni di casa e la sfida contro l'Olympus Roma. Ci pensa sempre lui, l'eterno Gigi Square. Ora qualche spot, poi torniamo in diretta dal Paladante con le interviste del post partita. Rimanete su Directa Sport. Studio Casa è un'impresa edile specializzata in ristrutturazioni e costruzioni secondo le più accurate e innovative metodologie. Con oltre 500 lavori eseguiti, l'azienda si colloca come leader nel panorama regionale, offrendo un'assistenza alla clientela dalla fase di progettazione e di sbrigo pratiche a quella della scelta dei materiali e della realizzazione delle opere. Forniture dirette dalle fabbriche, lavori in tempi certi con la massima qualità, certificazioni di legge e agevolazioni fiscali. Studio Casa, un unico interlocutore, un'unica garanzia, una scelta sicura. La società Bartoli Fisio-Redi, con sede a Decimomannu, lungo la strada statale 130 al chilometro 14+300, esegue demolizioni industriali, recupero e trasporto materiali ferrosi e non, ritiro materie plastiche riciclabili e non riciclabili e servizio di pressatura. Per prenotare il ritiro dei tuoi materiali, chiama i numeri 340 10 29 181 oppure 346 86 34 752. Bartoli Fisio-Redi sostiene lo sport. Torniamo in diretta dal Paladante di Sesto, io sono in compagnia del match winner di questa partita, Gigi Square. Arriva il passaggio del turno al termine di una gara sofferta. L'Atlante è venuto qui a giocarsela a viso aperto, entrambe le squadre avevano delle defezioni importanti ed è stata anche una bella partita. Cosa ci è voluto per vincerla? Ci è voluto uno spirito impressionante, una voglia di passare il turno, non tantissima concentrazione perché non dovevamo concedere di essere ripresi, perché su 2-0 dovevamo chiudere la partita, però il calcetto è così, è uno sport strano, in un attimo stai alle stelle, in un attimo sei a terra.
C'è stata anche una situazione di tensione dopo il gol che poi vi è valso la vittoria. Cosa è successo in quei frangenti? Noi dall'alto non siamo riusciti a capire bene. No, sono solamente delle piccole scaramucce tra giocatori, cioè niente di che. Logicamente loro volevano fare il risultato pieno e mi disturbavano mentre andavo a calciare, solo quello. Città di Sesto che va avanti su due fronti, il campionato le cose vanno a gonfie vele e a questo punto anche la Coppa Italia è un obiettivo. Ma certo, per noi è un obiettivo, ma sono tutti degli obiettivi. Noi il nostro risultato è cercare prima di tutto la salvezza, poi tutto quello che arriva in più ormai ci siamo là e parliamo, noi vogliamo andare avanti, questo non c'è ombra di dubbio, ma anche in questa partita, anche con numerose assenze come dicevi tu prima, noi vogliamo andare avanti, cioè il nostro spirito è questo, il spirito di gruppo si è visto, la sofferenza, quanto abbiamo sofferto, questo è quanto. Grazie mille allora Gigi Asquer, complimenti ancora per questa bella prestazione, anche per il gol che ha permesso al Città di Sesto di vincere. Noi ci fermiamo ancora per qualche spot pubblicitario, andremo ovviamente anche a sentire il commento post partita in casa Atlante Grosseto, dunque rimanete su Directa Sport. Studio Casa è un'impresa edile specializzata in ristrutturazioni e costruzioni secondo le più accurate e innovative metodologie. Con oltre 500 lavori eseguiti, l'azienda si colloca come leader nel panorama regionale, offrendo un'assistenza alla clientela dalla fase di progettazione e di sbrigo pratiche a quella della scelta dei materiali e della realizzazione delle opere. Forniture dirette dalle fabbriche, lavori in tempi certi con la massima qualità, certificazioni di legge e agevolazioni fiscali. Studio Casa, un unico interlocutore, un'unica garanzia, una scelta sicura. Torniamo in diretta, sono in compagnia di mister Chiappini, tecnico dell'Atlante Grosseto, sconfitto quest'oggi a Sesto, però possiamo dire al termine di una bella prestazione. Ma io sono molto orgoglioso dei miei ragazzi e della squadra, credo che meritavamo sicuramente un risultato differente. Mi dispiace perché è stata rovinata una partita giocata correttamente da tutte e due le parti, giocata con rispetto, e poi non si possono vedere certe situazioni perché fanno male a questo sport e credo sia una mancanza di rispetto per noi società che facciamo veramente sacrifici enormi, viaggiamo di notte, aerei, navi e quant'altro. Credo che tutti quanti l'avete visto, io ho parlato con la gente anche del vostro pubblico, anzi loro mi hanno detto mister stia tranquillo perché è una cosa vergognosa, quindi lascio a voi giudicare, è difficile commentare una gara così, poi il risultato del campo uno lo può accettare tranquillamente, potevamo vincere noi, potevate vincere voi, però così dispiace perché fa male allo sport. Sono state fasi abbastanza concitate, ci può aiutare a ricostruire perché dall'alto noi dalla nostra postazione non abbiamo visto esattamente quale sia stato l'oggetto del contendere che poi abbia fatto nascere quella situazione di grave tensione? L'oggetto del contendere è che noi siamo a 2 falli, in 39 minuti abbiamo fatto 4 falli, in 30 secondi ci hanno fischiato 3 volte contro per portare la squadra locale al quinto fallo. Il tiro libero con cui ha vinto il Sesto la partita è un fallo completamente invertito perché Checo è davanti al giocatore, prende palla, viene tirato giù e non viene fischiato fallo a nostro favore ma contro. Tiro libero, abbiamo perso la partita. Poi ovvio, quando si rovinano le partite così nasce la tensione perché comunque non è che siamo qui a perdere del tempo, quindi dispiace per questo. Ma credo, ripeto, ci sono le immagini, credo che il pubblico locale abbia visto, tra l'altro correttissimo, quindi non c'è stato veramente nessun tipo di problema fra le due squadre, con il pubblico, con niente. È che così si rovina veramente una partita, una bella partita giocata da tutte e due le squadre in maniera ottima.
Era evidente la contestazione relativa al fischio dubbio, anche dopo è successo qualcosa, pensavo si riferisse anche Dopo a quello. C'è stata un'esultanza da parte del giocatore del Sesto che ha mancato un po' di rispetto, ma tanto sono situazioni che possono capitare, c'è la tensione, non è quello il problema. Grosseto che però torna da questa trasferta in Sardegna rinfrancato per quelli che possono essere poi i prossimi appuntamenti in campionato. La squadra è viva, la squadra ha giocato bene quest'oggi nonostante tante assenze, lo ricordiamo. Sì, noi abbiamo dei problemi a livello di infortunati, abbiamo fuori giocatori importanti, però i ragazzi che erano qui oggi hanno fatto una grande gara, ci hanno messo determinazione, cuore, qualità e quindi siamo orgogliosi di questo. Infatti gliel'ho detto ai miei ragazzi, noi dobbiamo essere contenti di quello che abbiamo fatto, poi questa non è una partita che abbiamo perso per demerito nostro. Grazie mille allora mister Chiappini, complimenti anche per la bella prova dell'Atlante Grosseto. Abbiamo sentito anche un po' la voce della squadra ospite, è stato un finale abbastanza delicato, abbastanza acceso, intanto volano i palloni ed è sempre meglio dare un'occhiata alle spalle. A me non rimane altro che concludere questa diretta dal Paladante di Sesto. Vi ricordo che il Città di Sesto ha battuto l'Atlante Grosseto con il punteggio finale di 4-3, accede al secondo turno della Coppa Italia di Serie 2 di futsal. Grazie ad Enrico Costa che ha curato le immagini di questa partita, grazie a Mauro Farries che ha curato invece la parte tecnica e grazie anche a Mattia Bullita che mi ha fatto compagnia nel commento. A tutti voi l'augurio di un felice proseguimento di serata sempre su directasport.it. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming. Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali. Calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa